All'alba di oggi a Licata i militari del comando provinciale di Agrigento, collaborati dai colleghi dello squadrone eliporto cacciatori di Sicilia, dal nucleo elicotteri e dal nucleo cinofili di Palermo, hanno dato esecuzione a un provvedimento di ordinanza cautelare in carcere emesso dal GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di Giuseppe Rallo, di anni 31, residente a Licata, in quanto ritenuto gravemente indiziato di omicidio premeditato. L'attività di indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e diretta dalla Procura della Repubblica ha consentito di raccogliere gravi e concordati indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo ritenuto essere allo stato delle indagini l'esecutore materiale dell'omicidio perpetrato ai danni di Castronovo Angelo avvenuto il 31/10 del 2022 nel comune di Licata. In quella circostanza la vittima venne colta di sorpresa mentre stava caricando un escavatore sull'autocarro a lui in uso dopo aver effettuato dei lavori agricoli per conto terzi in contrada Cipolla. Il Castronovo veniva così attinto da numerosi colpi di arma da fuoco in corrispondenza all'emitorace sinistro e all'avambraccio destro, per essere poi definitivamente finito con un colpo al volto. Il movente dell'omicidio si ritiene possa essere inquadrato nell'ambito della faida tra le famiglie Rallo-Azzarello di Palma di Montechiaro, culminata come è noto con l'omicidio di Enrico Rallo e Azzarello Salvatore, e nella quale Angelo Castronovo si è trovato coinvolto. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri soggetti indagati a vario titolo nel medesimo procedimento penale, finalizzate alla ricerca di ulteriori fonti di prova idonei a consentire l'individuazione di eventuali complici, fatte salve le responsabilità dell'arrestato, le quali non sono ancora definitivamente accertate. Ultimate le formalità del rito, lo stesso è stato portato presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria.